Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Si è espresso sul caso Can che sta turbando gli equilibri della politica siciliana anche l'ex assessore regionale del turismo Manlio Messina, chiamato in causa come possibile responsabile di quanto avvenuto. In merito ai famosi 3,75 milioni, tutta la contrattazione con l'Absolute Blu, quanto e come spendere, avviene in un arco temporale che va dal 20 ottobre all'11 novembre, ha spiegato Messina. In quell'arco temporale, ha aggiunto, l'assessore ad interim era Renato Schifani. Il presidente della regione ha replicato a Messina con un secco no comment. E a supporto di Manlio Messina è intervenuto anche Nello Musumeci, che questa mattina, durante una conferenza stampa a Palermo, ha detto di avere piena fiducia nell'operato dello stesso Messina nello svolgimento della sua funzione di assessore durante il suo governo. Musumeci che comunque non si è spinto oltre, non commentando ulteriormente il caso Can. L'emergenza cimiteri a Palermo finirà nel 2023, mai più depositi con bare insepolte. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Lagalla durante la conferenza stampa che si è tenuta stamattina nella Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile. Da lunedì, ha fatto sapere il sindaco di Palermo, entrerà in funzione la struttura commissariale costituita grazie all'intervento del governo di Roma che ha stanziato 2 milioni di euro con cui sarà possibile accelerare tutte le procedure. Passiamo alla cronaca con i carabinieri di Messina che hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne per maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravate ai danni della propria compagna. A seguito di una richiesta di intervento, i militari si sono recati in una stazione di servizio dove era stata segnalata una lite. Sul posto i carabinieri hanno accertato la presenza di un'auto con all'interno una coppia nel pieno di un litigio con la donna visibilmente sanguinante al volto. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di individuare i motivi della lite, riconducibili a dissidi sorti durante il consumo di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, poco prima acquistata dalla coppia in una zona di spaccio del quartiere cittadino di Giostra. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.